Ciao cari amici, ecco qui vi presento, questo è il Nuovo Testamento in greco, è la lingua originaria nella quale è stata scritta la Bibbia. Ora iniziamo questo nostro incontro sul Vangelo della domenica, prima con una canzone che si intitola Shema Israel, ascolta Israele. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Ecco cari amici con il brano del Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloe, che significa inviato. Egli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: no, sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va al Siloe a lavarti. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Lo condussero dai farisei. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori dalla sinagoga quando lo trovò e gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: colui che parla con te. Ed egli rispose: credo, Signore. Un brano di una bellezza eccelsa. Si parla di un cieco che viene illuminato, inviato, illuminato e diventa testimone. Ha fatto un'esperienza forte e non può stare zitto. Lui non chiede a Gesù di vedere. Attorno ci sono tanti curiosi e tutti sanno perché lui è cieco. Senz'altro è cieco perché o lui o i suoi genitori hanno commesso dei peccati e questa è la giusta punizione di Dio. Al tempo di Gesù si pensava così, ma credo che non sia cambiato molto. Questo modo di pensare, da parte soprattutto di persone che si ritengono di elevatura spirituale. Gesù è stanco di ripetere le stesse cose, è stanco dopo 2000 anni di cristianesimo, è stanco di dire non è così. La malattia, i disagi, l'handicap non sono conseguenze di una colpa. Gesù sposta l'ottica. È così perché ora Dio manifesterà il suo amore, cioè si prende cura di lui. E questo ci sorprende. Gesù l'ha detto 2000 anni fa, l'abbiamo perso per strada.
Che bello ritrovare questa sorpresa di un Dio che viene incontro a noi. Quando noi abbiamo bisogno, Lui si prende cura delle nostre difficoltà, delle nostre paure, delle malattie, delle solitudini. Dare la colpa non serve a niente. Dare la colpa vuol dire essere noi ciechi. Giudicare e condannare vuol dire essere noi ciechi, perché mettiamo il mostro in prima pagina. Se c'è Lui non ci siamo noi. Gesù sposta l'attenzione. Io sono la luce. Siamo nel buio solo perché non accendiamo la luce e ci lamentiamo. Ci lamentiamo perché non vediamo la luce, ma accendila quella luce. Entra dentro il cuore, lascia spazio a Dio. Gesù non discute, non colpevolezza. Gesù opera, cura, libera, guarisce. Carissimi, se lo facessimo anche noi, con i fratelli che vediamo ciechi, bisognosi, pieni di paura, che hanno perso la fiducia in se stessi, se anche noi, piuttosto di parlare, operassimo l'amore. Dove c'è un bisogno, Gesù non si fa domande, né a livello sociale né a livello religioso. Lui si ferma, guarda il disagio e opera. Questo deve fare il cristiano. Chi crede in Gesù deve fare questo. Noi invece ci fermiamo a giudicare, a condannare. Non è un problema mio, forse è la scusa che tante volte tiriamo fuori. Non è un problema mio. Gesù invece opera per dare dignità alla vita e abbiamo bisogno di ridare dignità alla vita, cari amici. Ora, adesso, Dio opera ora, adesso, non domani, non dopo la morte. Adesso la vita dell'uomo deve essere bella. L'amore di Gesù non è un amore spirituale, è un amore corporale che tocca. Quindi Lui opera rinascita, nuova creazione. E ci sono tutti i gesti di questa nuova creazione. Gesù compie un gesto da medico. Usa saliva e terra e poi al cieco fa usare l'acqua. In una lettura di significato è bellissimo il messaggio. Gesù ha una grande intimità con il cieco. La saliva è rendere partecipe l'altro della propria esistenza, della propria vita. L'impasto richiama l'opera della creazione. Una creazione che è continuamente in movimento, in perfezionamento, che non è ferma, statica. Nel cieco si compie questa nuova creazione. Ci sia la luce, e la luce fu. Tutti abbiamo bisogno di una nuova creazione. Smettiamo di violentare gli equilibri della natura e delle relazioni. Cominciamo a intraprendere la strada del rispetto, della collaborazione, della relazione. Il cieco guarito diventa ambasciatore di una novità inaspettata, la danza della luce. Oggi non si danza più, ci si nasconde, si falsifica. È tempo di raccontare, vivendo la bellezza, che anche nelle difficoltà
c'è una certezza di futuro. Il futuro è il nostro presente. È necessario operare però questo passaggio da ciechi, servitori dell'egoismo, a vedenti, costruttori di relazioni significative. Uomo, non sei chiamato a sfruttare, sei chiamato a coltivare. Nel libro della Genesi Dio dice ad Adamo, mettendolo nel paradiso, coltivalo e custodiscilo. Il cieco fa questo passaggio vitale dalla solitudine del buio alla condivisione, amando le relazioni. Lui non sa che volto ha Gesù, non lo ha mai visto. Gesù lo incontra e chiede se crede in lui e lui dice io credo. Ecco cari amici, avere fede, credere nell'uomo che è immagine e somiglianza di Dio e che è chiamato ad essere sempre questa immagine e somiglianza nella storia. Solo chi ama salverà se stesso e il mondo. Questo è non essere ciechi. Ed ora concludiamo questo nostro incontro con un canto ancora che si intitola Sorridi, Dio ti ama. La storia è molto bella. Quando ero a Genova andavo in un istituto di suore, che era una scuola, a far canto con i bambini. Ogni volta che suonavo il campanello della portineria usciva una suorina piccola e anziana che lei non salutava con ciao, buongiorno, ti salutava così: sorridi, Dio ti ama. E mi è piaciuta talmente tanto che piano piano poi ho fatto questa canzone, ve la voglio offrire perché in questo tempo, in questo momento della nostra storia c'è proprio bisogno di sorridere perché Dio ci ama, solo per quello. Na 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 na. Volto qualcosa che non va, facevi il disinvolto, ma proprio oggi non va. Un velo di tristezza copriva il tuo dolore, nel cuore un'amarezza, ma dove sta l'amore? Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. La vita è stupenda se tu ti fiderai. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. Ciò che donerai si moltiplicherà. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. Cercando ancora non lo trovi, ciò che può riempire il vuoto del tuo cuore. Che senso potrà avere il buio accecante che ti strappa l'anima quando sei da solo? Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. La vita è stupenda se tu ti fiderai. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. Ciò che donerai si moltiplicherà. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. La 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 la. La la la
tu devi sapere che solo un po' d'inverno vedrai sboccerà la tua primavera, la vita donerà un'anima più vera. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama, la vita è stupenda se tu ti fiderai. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama, ciò che donerai si moltiplicherà. Sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama, sorridi, Dio ti ama. E buona domenica a tutti.